Partono con una buona notizia le giornate di primavera del FAI per il Tigullio. Il Fondo Ambiente Italiano ha già raccolto la cifra necessaria per il restauro della Madonna con il Bambino, collocata in una nicchia sul portale di Casa Carbone a Lavagna e da anni in degrado. Questo grazie alla mostra a mercato che ha aperto ieri nella storica struttura, allestita con oggetti donati dal Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, ma in particolare la famiglia Fustinoni che è sempre molto attenta e generosa per queste cose sul territorio. La mostra mercato continua, quindi potete visitare la Casa Carbone oggi, domani dalle 10 alle 18. Oggi la prima giornata FAI, alle 15:30 all'ex convento dell'Annunziata di Sesti Levante, l'architetto Domingo Tonini parlerà del volume A casa in Liguria, con l'appassionata descrizione del Tigullio da parte del barone von Mumm. Il weekend proseguirà domenica 24. Dalle 10 alle 18 sulla penisola di Sesti Levante i volontari del FAI apriranno la chiesa di San Nicolò, una chiesa del 1100, e la Torre Marconi per gli iscritti FAI, mentre a San Michele di Pagana dalle 11 alle 18 il gruppo giovani vi porterà alla scoperta della chiesa di San Michele di Pagana con i suoi tesori e il Van Dyck e la Torre Saracena che è di proprietà del FAI. Ci sono anche tanti giovani coinvolti anche in queste giornate come volontariato, diciamo, come volontari FAI. Sì, esatto, il gruppo giovane per il FAI è giovane fino ai 35 anni, ma la cosa bella sono anche le scuole, quindi ci saranno gli apprendisti ciceroni dell'Istituto Davigo di Rapallo e dell'Istituto Marconi del Pino che vi porteranno a visitare i beni aperti e vi faranno da apprendisti ciceroni, quindi anche questa nuova generazione di ragazzi sensibilizzati comunque alla cultura, all'arte e al patrimonio che porteranno ai loro genitori e ai loro amici l'esperienza che hanno fatto con noi in questi mesi di studio.